Alcuni significativi reperti di epoca romana sono stati trovati nel territorio di San Giovanni Lupatoto. Si trovano custoditi al Museo Archeologico di Verona. Si tratta di vasi e lucerne, quasi tutti provenienti dalla necropoli di Raldon, composta da sepolture ad incinerazione. Raldon corrisponde al più antico insediamento abitativo nel territorio di San Giovanni Lupatoto. Lo testimoniano i numerosi reperti, fibule, vasi e lucerne conservati al Museo Archeologico di Verona e ritrovati in una necropoli di età romana. Rinvenimenti che a Raldon avvengono con una certa frequenza. Degna di nota è Corte Pampaluna, risalente al 1500, costruzione a pianta quadrangolare che comprendeva un palazzo signorile con accanto un sacello. Quel che rimane è un piccolo campanile romanico con finestre trilobate settecentesche. La parrocchia della frazione di Raldon è la chiesa di Santa Maria Maddalena, costruita nei primi anni 60, in sostituzione di una chiesa cinquecentesca demolita nel 63, di cui rimangono il campanile, l'oratorio e all'interno della chiesa attuale la seicentesca tela dell'altare che raffigura la Madonna e i santi Giovanni Battista, Carlo Borromeo, Francesco d'Assisi e Antonio Abate. Vicino alla chiesa è situato l'oratorio di San Francesco. Eretto nel 1888 sul vecchio cimitero, fu sede dell'antica confraternita delle Stimmate di San Francesco. Oggetto di una particolare venerazione è la statua in legno del Settecento raffigurante la Madonna Addolorata, conservata all'interno di una piccola cappella in stile moderno che ha preso il posto di un preesistente capitello.